cosa è avvenuto secondo lei? Perché quella motonave ha iniziato a imbarcare acqua? Intanto non doveva partire. Per conto mio non doveva partire perché io non sono esperta di mare, però a occhio nudo ho detto, ma come mai non c'è la corriera, dato che avevano, anche sul sito, avevano detto che comunque se c'era problemi di tempo, c'era lo stesso percorso veniva fatto a corriera. Chiaramente lì c'è stato un momento di indecisione, ecco, salire o non salire, poi andiamo. Lei appena salita ha comunque chiesto Sì, informazioni sul sì, viaggio al sì. personale di bordo. Sì, è un ragazzo che mi stava controllando il biglietto, mi ha detto che loro comunque prima di partire avevano visto che le temperie non erano sicure per una barca del genere e avevano avvertito gli addetti più, diciamo, i capi, la società, che c'era questo problema, e nonostante questo il ragazzo mi ha detto ci hanno detto di partire lo stesso. Quindi anche il personale aveva chiesto alla Sì. società TPL FUG di Sì. utilizzare una corriera sostitutiva. Come era scritto, se succedevano queste avversità del tempo, ecco. E la società cosa ha risposto? Gli ha risposto che dovevano partire lo stesso. Questo almeno ha riferito il controllore. A me perché io ho chiesto, ma com'è possibile che una barca del genere, che già a guardarla così non mi sembrava quelle che portano a Barbana, ma Barbana è lì vicino, invece quello era un percorso più lungo e chiaramente non la vedevo molto, diciamo, adatta, ecco. Sull'imbarcazione erano presenti 85 persone, okay. tra cui 5 minori e 5 membri dell'equipaggio. Sì. Come si sono svolte le operazioni di salvataggio? Allora, io mi sono alzata dalla sedia quando ho cominciato la nave a andare giù di punta, no? E ho visto la gente andare dalla parte opposta, perché lì avevo intuito che qualcosa stava succedendo. Però nessuno a voce ci è stato avvertito: direzionatevi verso così, mettetevi il salvagente. Io ho visto vedere gli altri mettere il salvagente, che nessuno, e non c'era scritto, almeno quello che ho visto io, poi potrei sbagliarmi, come infilarlo, come legarlo, come metterlo, come fanno in aereo. E siamo messi questo coso, me lo sono fatto allacciare, perché la maggior parte erano tedeschi, facendomelo allacciare, me l'ha allacciato, ho aiutato mia figlia e siamo andati dietro a quegli altri, ma istintivamente, non perché qualcuno me l'ha detto. Per imitazione? Sì, perché non sapevamo cosa fare, cosa fai se nessuno mi dice niente? E quello è stato il momento anche forse più brutto, perché si è creata la calca. Si è creata la calca, perché io ho detto adesso aspettiamo che vada giù, ma cosa stanno facendo fuori? Non si vedeva niente da quella parte dove eravamo noi, no? Poi andando avanti la gente ho capito che c'era sto gommone di salvataggio, io lo chiamo gommone perché è un gommone, e che vedevo la gente si trovava. Ho detto cacchio, ma non c'è neanche una scala? Cioè, noi abbiamo dovuto tuffarci col il gommone che faceva così, con la barca che faceva così, perciò col rischio che magari con l'onda si ribaltava sul gommone e non so cosa sarebbe successo. Boh, ci siamo tuffati con lividi e parte, trauma di tutto e di più, e lì è stata il trauma ancora peggio di quello che stavamo passando sulla nave. E lì abbiamo cominciato tutti a preoccupare, chi urlava, poi c'era un ragazzo che non aveva, penso, problemi e urlava, i bambini, cioè era logico, eravamo tutti in panico, no? Il discorso era fare allontanare questo gommone dalla nave. Le barche che sono arrivate subito, io non dico di no, non subitissimo, perché anche loro percorrendo fino a noi, insomma, non è che hanno potuto, magari gli succedeva qualcosa anche a loro. Sono arrivati e non riuscivano ad avvicinarsi, perciò io non lo so quante ore noi siamo stati
in balia, vedendo queste navi, guardia costiera, io non so, c'era di tutto e di più, che non riusciva a avvicinarsi per la questione delle onde, anche per la loro sicurezza. Perciò è stata infinita sta cosa. E poi sono arrivati, a un certo punto, io e le mie forze, no? Io devo solo ringraziare la guardia costiera in quel momento, perché poi dopo tutti i soccorsi stati a terra è stata un'altra cosa, no? Ma in quel momento lì io devo ringraziare Matteo, dico Matteo il controllore, quello che mi ha detto quando ero in nave, e quello ragazzo che chiamo Andrea, e penso che sia, da quello che mi ho capito, fa anche il recupero dei clandestini a Lampedusa, che continuava a dire: signora, non si preoccupi, questo non si ribalta, sa, per rassicurarmi, ma in quel momento mi può dire quello che vuole, ma io in quel momento non ti controlli. E mi ha tenuto la mano. Io dei soccorsi non mi posso lamentare. I soccorsi avevano la difficoltà, tutti quanti, e mi sono resa conto da quando eravamo in balia. Io non potevo dire, oddio, per quando arrivano. Mi rendevo conto che era comunque difficile avvicinarmi, una barca era difficile avvicinarsi, ecco. Senta, l'ultimo a scendere dalla motonave è stato il comandante. Che è caduto in acqua, perché lui si tuffava, come il discorso che dicevo io quando ha cominciato a mettere questa gente sulla cosa, e buttandosi in una cosa che si muove, per me è facile centrarla. Invece si è alzato Matteo, quello che mi teneva la mano, poi quelli che erano con me nella nave hanno tirato su in 5, penso. C'è stata solidarietà fra voi passeggeri? No, quello io almeno perché purtroppo eravamo anche la maggior parte, come le dico, c'era un veneziano che, infatti mi sono sorpresa della sua tranquillità, a volte rideva anche. Io ho reagito così perché mi sono resa conto che la vita in quel momento mi è passata davanti in un secondo e per un momento pensavo veramente che noi ci ribaltassimo con quella zattera, anche se continuavano a rassicurarsi, no, non si ribalta, però l'acqua l'avevamo fino ai ginocchi quasi, E allora quando tu sali su una zattera, sei in balia delle onde, ma non hai acqua, non tocchi acqua, e dici, sono tranquilla, no? Però quando continuavi a vedere che l'acqua saliva su fino alle ginocchia, dici, ma saranno anche loro che ci rassicurano, però non lo so, non avendo mai avuto un'esperienza del genere non posso dirlo con certezza.